L'astronomo che ogni anno lo redige è per definizione infallibile. Lo dice a chiare lettere il frontespizio. L'età di questa pubblicazione è veneranda e questo sta scritto nella storia. È il celeberrimo Schieson Trevisan. L'almanacco lunario che racconta i giorni e formula il pronostico ai trevigiani compie con l'edizione 2016 il suo 300° anno. Tante le stelle osservate, molte le previsioni azzeccate, alcune memorabili. I due più importanti, che hanno dato anche fama di infallibilità al Beppo Gobbo da Gazier, riguardano la caduta della Repubblica di Venezia con l'edizione del 1797, naturalmente predisposta l'anno precedente, e quella del 1988 che prevedeva la caduta del muro di Berlino avvenuta nel 1989. Emanuele Bellò è l'attuale Beppo Gobbo da Casier, alias di Giuseppe Maffioli, che ne continua con passione l'attività, annotando e tramandando consigli agricoli, proverbi, racconti rigorosamente in dialetto, lingua della terra. È la lingua della terra, non della campagna. La terra comprende anche la città, è la lingua della natura proprio originaria, che non ha intermediazioni, perché il dialetto si impara a casa, dalla madre, dal padre, dagli amici, non si impara a scuola, dai giornali o dai corsi di lingue. E questo resta, quindi quando tutto il resto passa, il dialetto resta. Schieson che gode di grande fortuna e che, come tutte le cose di successo, vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Diffidare da coloro i quali lo vendono, diciamo così, nelle piazze e nelle strade, perché molto probabilmente non sono lo Schieson originale, il quale ha una caratteristica particolare con un tipo di carta particolare, diciamo così, e che vale la pena di osservarlo attentamente prima di acquistarlo.